No, ma io l'ho detto, c'è un brutto presentimento stasera. Sì, no, sono proprio scemo proprio. Oh, si sono alzati! Si sono alzati! Si picchieranno, eccoli! Chi se mo si fanno male? Oh, ma è scemo questo! Attenti a quella macchina grigia, voglio stanno girando come i pazzi! Ma cosa ci vuole a rispettare delle semplici regole? Ma perché è in piedi dietro la sella quello? La Clementoni, voglio fare le macchine più resistenti della Fiat. Negli ultimi miei video avete notato una qualità delle riprese assurde e tutto questo è grazie alla nuovissima Action Cam di Insta360, la Ace Pro 2. Riprese in 8K 30 fps, 4K 60 fps, HDR integrato, dei FOV pazzeschi fino a 157 gradi, obiettivi Leica e una qualità di immagine insuperabile. Ragazzi, credetemi, non c'è cam migliore per l'editing, basta aprire la loro applicazione e grazie all'intelligenza artificiale poter fare cose assurde, dallo sfocare le targhe a migliorare l'immagine o anche solo prendere i momenti salienti che stesso l'intelligenza artificiale ti seleziona in automatico. Per noi che quando saliamo in sella registriamo per ore è una cosa fuori di testa. Ma non finiscono qui le novità della nuovissima Ace Pro 2. Infatti, come vedrete anche dal video, grazie al Pure Video Plus riprese in 4K 30 fps possiamo realizzare dei night ride pazzeschi. E infatti tutti i raduni che riprendevo prima erano sempre un po' cupi, cercavamo sempre di illuminare il più possibile per poter riprendere. Adesso questo problema non esiste più, perché grazie all'intelligenza artificiale che migliora la qualità dell'immagine rimuovendo il rumore, il video risulta molto più nitido, anche in condizioni di scarsa luminosità. E adesso che vi ho dato qualche caratteristica in più su questo gioiellino, vi ricordo che c'è un link in descrizione per avere degli sconti e dei fantastici omaggi. Noi ritorniamo al video. Ok ragazzi, stiamo facendo la raccolta punti per il giro dietro l'MT di Mare, nuovo format. 10 euro, 4 giri, andata e ritorno in monoruota. Oh, stai incassando tu, Incasso io, non ci credo, è un pazzo Dani. Eh sì, così inizia quest'altro raduno, come sempre. Buonasera. Amo, vado un attimo a fare benzina. io faccio la raccolta fondi. Vai, continuate a incassare. Ma dopo prenditi questi 10 euro. Mannaggia, capace se sta pagando 10 euro da mano alla gente. Oh, si stanno litigando, ma si litigano sempre qua. Che teste di cazzo. E inizia così questa serata. Di nuovo qui a fare le pinne, avanti e indietro. Oggi c'è un altro, ci siamo caricati l'SH nel furgone. Guardate questo portatarga, lo staffone, gratta tutto lui, non se ne frega. C'è anche Giovanni con noi. Saluta Giovanni! E c'è anche Salvatore con la 07, la squadra è al completo. Dove sta Alessio? C'è anche Ale con l'MSX, eccolo! Perché tagliate la strada così a fratelli del cacchio? È bravo, è bravo! Guarda, l'ha appeso così. Tutta la ruota, non riesco a... Sì, ma non te la faccio impennare questa. No, ma non te la lascio, te lo stacco, me la fermo. Non è il pelo, No, me lo dici sempre, no. No, ecco, vedi, devo staccare la piede. Perché non la alza bene, per questo non si sa. Va bene. Non c'è il traction, c'è slitta,
Sì, ho visto, stanno a te scime, stanno. Non ci vuole stacca! Non si stacca! La troviamo! Sali, però mettiti il casco! Joe! Attenti a quella macchina grigia! Attenti a quella macchina grigia! Voglio stanno girando come i pazzi! State attenti, questi girano all'improvviso! Guarda là! Stanno girando come scemi, voglio stiamoci accorto! Guarda! Oh, palo! Oh, ma è scemo questo! Ma devi di bere, azzecca di bere col c***o sotto a me! No, più sotto al culo, più sotto a me, col culo più sotto a me, bravo! Aspetta, questi sono scemi, questi ci... No, ecco, già si vede, questi si fanno male, oh! Ma questo è struzzo! Sono proprio scemo su! Questi sono scemi, fanno un lanzi, no? Questi mi fanno paura, questi girano all'improvviso, siamo in doppio, non abbiamo controllo, sono pericolosi questi! Disgusting! Tappos! Ma tieni con tutte e due le mani, oh! Te la dobbiamo alzare a candela, questo ogni minimo peso carimmo subito! Cioè non è l'MSX questa! Capito? Calcola che mo non stavamo nemmeno tanto a candela. Oh, ma fanno paura sti pugnasci. Stanno questi costauti e quei... Oh! No, sono stupidi perché ma cosa ci vuole a rispettare delle semplici regole? Andare avanti e indietro tranquilli. Ah? Sì! Sta una guerra, ha detto bene Peppe. Amo no, stanno essiccati tutto a scemo, Guarda là! Oh! Se stavano chiamando! Ma questi sono stupidi proprio! Oh! Oh palo! Chi se mo se fanno male? No vabbè, non stanno bene. Eccoli i pazzi! Via! Te lo giuro su Dio! No, ma guarda qua! Ma stai a candela qua! No, amo, posso andare ancora di più! Ma io non mi fermo! Mi fermo! No Maria, io esco! Ma non si vede niente! No, ma troppe macchine, troppi stupidi proprio! Cioè, stanno quei due che stanno a fare proprio scemi! Sì, no, sono proprio scemo proprio, sono proprio scemo! Sì! Scusa, avevo fatti sentire com'era bello pieno. Tutto bene. Allora non si respira ragazzi, non si respira, ve lo giuro. C'è una nube nera, una nube tossica. Oh! Si sono dozzati! Se stanno picchiando? Si picchieranno? Sta controllando? Si picchieranno? Eccoli! Perché dovete fare i tondi qua in mezzo. Oh, l'avevamo detto! Grande! Sì, si sono dozzati! Oh! Valentino, per caso è possibile un'impennata con me? Ce l'hai il casco? Il casco purtroppo non ce l'ho. Se lo recuperi sì, te lo faccio fare. Si sono tozzati quelli dalla fine della macchina, s'hanno tuzzato. Oh! Vedere di riprenderli, porco. Ah, Dio! Vai! Mi metta pauri! Troppo casino raga, pure da dietro, da davanti. Lo so, non mi fido stasera. Sai quando non te la senti? Sì, infatti mi alzo perché voglio vedere. Di nuovo il dodicenne, ma con la faccia cattivissima. Con quella faccia cattiva col bomber, mannaggia dove sta? Ma perché non mette il casco? No, stasera non me ne sto vedendo bene, mi sto intossicando. Sì, ma
Cosi non sa impennare, bimbo, acceleri solo senza controllo. Se vuoi ti invito io all'Academy e ti insegno. Ti regalo io i corsi. Se vedi il video veramente te lo regalo io il corso per imparare ad impennare bene. Oh! No, ma impazze. Sì, ma non lo so impennare, non è come Giovanni, capi che ha controllo, lo fa senza controllo. No, il mio ha controllo, quello no. No, ma non ha per nulla controllo, No! No! Finalmente ti incontro! Ma perché è in piedi dietro la sella quello? No, io l'ho detto, c'è un brutto presentimento stasera. Troppe situazioni ambigue, quindi non sto facendo nemmeno troppo l'esagerato. Ah, finalmente un'impennata fatta bene. Sono tipo 2 ore che vado avanti e indietro. Ma che cos'è questa cosa? Una tigra? Stava perdendo a quello da sopra, sarebbe stata la cosa più figa della serata. Vi appendo tutti, vi appendo! La vuoi provare? Me l'R3! No, 125 a 680. Dopo lo voglio provare! Vai! Grazie. Ma credo che c'è la guarnizione che butto fuori o fuori. Perché c'entra? Ma non me la spostare no. Ma slitta! Ti slitta la frizione, è normale che non si alza! Però se lo fai più in movimento va. No, frate, tu c'è la frizione bruciata! Cambierà pure la frizione allora. No, devi cambiarla, però, perché non si alza. Cioè, è proprio bruciata, Ma pure in movimento ci ho provato, a meno Non che... riesco a alzare. Eh? Non ci riesco a buttare su. Vabbè, magari capendola un poco trovi la tecnica, ma credimi c'è la frizione bruciatissima. Non è per la mia. Che modo c'ha? Fammi provare, dai. Ma come ce l'hai sta frizione? Ma tu così cammini? Sei un pazzo. Ma non si può impennare così. Io come la stacco la frizione? Guarda qua la tua moto. Stai già camminando. Cioè così stai bruciando la frizione. La moto sta camminando. La sto tenendo ferma io con i piedi, ma la moto sta camminando così. Oh, si alza bene, dai, si alza bene. Si alza bene, è divertente. Vabbè, non ho avuto modo di tirarle le marce qua. Però si sente che è pompata rispetto alla base. Cioè, si sente proprio che spinge di più. La base non si muove da terra. Sì, ho provato ultimamente, veramente non si muove da terra. Vale, posso fare un giro con te? Devo portarlo a fare prima a lui, Oh, ma mi vuoi dare il casco di tuo fratello a volo? Ma tieni distretto, ma tieni distretto. Amo il casco, taglielo al ragazzo che sta sull'SH là. Quando vai ci muovi? Amo, ci dobbiamo organizzare in settimana. Mandami un messaggio, chiama a Luca, mandami un messaggio e ci organizziamo. Per me lo sai, sta attento. Diciamo, ti buona pure a me. Buona pure a me. Io non sono mai venuto qua. All'inizio mi sono messo paura, poi mi... No, ma guarda, oggi stasera è una serata di me, poi vedrai anche dal video. Ho detto al primo momento, stasera stanno tutte teste di cazzo. Bambino criminale. Ti sono flashati tutti, ti sono flashati.
Oh, questa, bellissima! Mala noticia, mi gente. Mala noticia. Dimmi, amore. Lui è il TikToker. Sta morendo la frizione. Mi sta morendo la frizione, fratelli, lo sai? No, a me sta morendo la frizione. A few moments later. Giuseppe, piacere! Ma guarda, ma si fa le video, guarda Giuseppe. Giuseppe! Giuseppe! Tutto a posto. Grazie raga. Ma sei Valentino Pezzi, non è l'Accademia? No, Giuseppe, piacere. Ok, Salvatore. No, sono io comunque, scherzo, sono io. Sì. Come funziona per l'Accademia? E dipende da quello che vuoi imparare. Beh no, già so, però diciamo non tengo capito l'esperienza. Allora devi fare la winning machine. Grazie, Valenti. Prego. Ti aspetto nel caso allora. Così li facciamo partire subito. Non è la cortesia di portare a fare un giro a lei. A lei? O anche con tranquillità. Sì, sì. E si sta in motocicletta, non ne ha te. E via. Non ti posso accompagnare. Qua, sai? Prego. Fatti incidente. Sì, questo sì. Vuoi impennare? Attaccati bene, allora più sotto con le gambe, brava. Stringiti forte. Tranquilla, tranquilla, rilassati. E di cosa? 3, 2, 1, via! Che povezzati! Vai, vai. Io non ce la faccio con voi, raga. Grande. Sta esplodendo. Ma l'hai spenta tu? E la città furbo! No, perché sta soffrendo, sta di fuoco, guarda che cade per la 10. No, però mi sono visto il tasto, l'hai studiato tu! Perché ho visto il tasto spento, però c'è tu reggio di emergenza e sto su esso! Con la moto non ti ho toccato, non ti ho toccato io, la moto... Sì. No, t'ha posto, no, raga, è controllato, t'ha posto. No, raga, ho preso il brecciolino, mi stavo scivolando tanto per sbilanciarlo. No, quello meno male che era l'Ipsilon, porta veramente.
Stavo un Microsoft. Sì, sta su freno. Beh, questa è una moto d'allenamento ormai. La fine sua sarà scoppiare. Che fai tu? Pensi che sei? Ma ci stai andando a 30 maglia. Io però sono caduto la moto non è arrivata a cadere, io sono caduto. Sì, c'ho il video. Ma proprio steso sulla macchina, va giù. Se me ne porta qua, me ne fa un ritmo, me la fa, non me ne fa no. Guarda, Ma poggettone raggio. Tranquillo. Te stai spuzzando, è meglio. Scusami ancora. Fuori. Ma dritto però. Non impegniamo, va. Vadi. Ma mi devo fermare un poco pure io, sto sudando. Bella, buonasera. Bam. Moments later. Io mi faccio male tantissimo, Ci sono, vai piano, Oh, la lettera. Aspetta, qua, vai piano. Vai Alessio! Vuoi tirare? Oh, vai piano, ho paura! Mi faccio portare il poi, guarda Giovanni! Si vola! Oh, ma mantiene, lei! Vogliamo provare a pigliare più velocità! Oh! Oh, questa faccio una pubblicità la Chicco, la Clementoni, voglio fare le macchine più resistenti della Fiat. Vai uomo! Vittoriosi! Prendiamo lo scalino con gloria! Vai! Ci abbiamo provato a prendere lo scalino! È stato più divertente questo che impennare con la 09, sì. No, basta, la botta di adrenalina mi basta, non voglio più prendere la moto. Finisce così questo video. Ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao raga.